Oggi si celebra San Domenico di Guzman. Domenico deriva dal tardo latino Dominicus, che significa del padrone e in senso particolare del Signore. L'8 agosto di ogni anno ricorre la giornata mondiale del gatto, il World Cat Day. Festa internazionale del gatto istituita nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare, un insieme di associazioni animaliste che ha scelto proprio l'8 agosto per festeggiare in tutto il mondo il gatto. La giornata internazionale è stata istituita proprio in agosto, mese in cui avvengono moltissimi abbandoni, mese in cui le cucciolate di gatti randagi raggiungono l'apice e non sempre le associazioni animaliste riescono a trovare rifugio e cure per tutti i trovatelli. Meno di 2 settimane dopo l'affondamento dell'Andrea Doria, il nostro paese è colpito da un'altra terribile tragedia. Nella miniera di Marcinelle, in Belgio, l'8 agosto del 1956 si verifica un incendio devastante. A una profondità di 975 metri, l'inferno si scatena e 262 operai perdono la vita, di cui 136 sono italiani. Questi lavoratori migranti erano giunti a Marcinelle grazie a un accordo italo-belga che prevedeva l'importazione di carbone estratto in cambio della loro manodopera. Sapete quanti chilometri percorre in media un giocatore di calcio di Serie A in una partita? La statistica dipende da tantissimi fattori, a partire dal ruolo. Di solito i centrocampisti si muovono di più e i difensori di meno, ma conta anche lo schema di gioco scelto dall'allenatore, da quanto la partita è combattuta, dalla squadra contro la quale si gioca. Insomma, in media macinano fra gli 8 e i 14 km, portiere escluso ovviamente. Buon venerdì ai 12. Oggi una luna stupefacente entra in acquario congiungendosi a Plutone e formando degli aspetti bellissimi nel cielo che placano tutti, tranne Mercurio che ha sempre qualcosa da dire. Vediamo un po' cosa si nasconde sotto il cielo delle stelle. Ariete, per voi nonostante l'opposizione di Marte, tanti aspetti di tanti pianeti vengono in soccorso e vi aiutano a gestire meglio questa fastidiosa opposizione che in realtà non vi chiede nient'altro che di spostare pensieri e di riposarvi per un po', ci sarà tempo per le battaglie. Toro, per voi la giornata è caratterizzata dall'entrata in quadratura di Luna e Plutone, non adombrate i vostri pensieri pensando ai contro delle situazioni, valutate un po' meglio invece i pro e cercate di essere un po' più positivisti. Gemelli, per voi il cielo è decisamente a gonfie vele, molti sostegni planetari che vi aiutano anche a gestire in maniera veloce, immediata e geniale anche problematiche altrui, dando il giusto consiglio ed essendo la vostra manifestazione quasi taumaturgica per chi non ha la vostra velocità mentale. Cancro, oggi Venere e Giove riposano un po' nei vostri gradi proprio perché non sono attaccati né toccati da altri aspetti planetari. È un'ottima giornata oggi di riflessione per riflettere proprio sull'amore e per la condizione di coppia che tenderebbe ad avere bisogno di una revisione. Leone, per voi questo Mercurio sta cominciando a diventare veramente molto polemico, soprattutto perché si oppone con Luna e Plutone in Acquario e vuole per forza a tutti i costi rintracciare qualcosa, un mistero, una bugia, un qualcosa che non vedete anche dove non c'è. Cercate di essere più distesi e rilassati e vedrete che tutto andrà bene. A volte siete voi che vi convincete che le cose sono come le volete vedere. Vergine, la giornata di oggi vede il vostro cielo sgombro ed esente da tanti piccoli fastidi. Venere e Giove, oggi isolati, fanno comunque un gioco positivo per voi, dandovi comunque positività e coraggio in amore. Rimettete un po' le cose a posto. Bilancia, Marte, seppure molto ben sostenuto
da alcuni pianeti si oppone comunque a Saturno. Per voi inizia un periodo di maturazione e di presa di consapevolezza proprio durante il periodo vacanziero di come voler impostare il vostro lavoro o meno. Avete bisogno di un grande cambiamento e forse alcuni di voi matureranno che è il caso di voltare pagina in tutta una serie di cose, lavori e rapporti. Scorpione, per voi la giornata è una giornata relativamente abbastanza serena, seppure Venere e Giove sembrano fermi, a voi comunque regalano un trigono che vi sostiene e che moltiplica la vostra capacità d'amare e voglia di fare. Sagittario, per voi la giornata è una giornata all'insegna di un Marte che già di buon mattino vi propone di fare sport, di mangiare bene, di stare comunque in maniera molto dinamica anche durante la vacanza. È l'ideale per voi perché finita la quadratura Marte non vi mette più i limiti o gli ostacoli di prima, state molto meglio in salute psicofisica. Capricorno, per voi la giornata è una giornata di abbandono della Luna, quindi un po' di confusione in meno. Rimane Marte un po' a pungolarvi, a darvi fastidio, a quel Saturno che vi perprime un po'. Vi sentite come delle tigri in gabbia, siete in vacanza, non state lavorando, non è proprio il vostro habitat naturale. Venere e Giove oggi sembrano distanti, forse deciderete di mettere da parte un po' la superbia e di raggiungere una persona lontana da voi. Acquario, la vostra giornata è una giornata caratterizzata dall'ingresso della Luna congiunta a Plutone e col favore di Marte, una giornata assolutamente intrigantissima, volta semplicemente alle passioni. Godetevela. Pesci, una giornata per voi oggi un po' più libera, con una luna molto intuitiva, una luna che vi fa capire anche le ragioni altrui, quei misteri magari nella mente o nella sensibilità delle persone che avete accanto, che a volte vi riservano pensieri ed ombre. Tutto ebbe inizio con una sfida lanciata nel 1760 dal naturalista svizzero Horace de Saussure. Offrì 3 ghinee come ricompensa per chi fosse riuscito a conquistare la vetta del Monte Bianco. Dopo vari tentativi, finalmente nel 1786 Jacques Balmat, un cercatore di cristalli, e il medico Michel Gabriel Paccard, entrambi originari di Chamois, riuscirono nell'impresa. La vetta venne raggiunta l'8 agosto alle 18:23 dopo 14 ore di scalata. Durante una campagna elettorale, Barack Obama ha usato questa espressione per descrivere una situazione che non può essere migliorata. Ha affermato "like putting lipstick on a pig", che significa come mettere il rossetto su un maiale. È come spruzzare profumo su un cumulo di rifiuti, il cattivo odore rimarrà comunque. Con questa potente immagine Obama ha voluto sottolineare l'importanza di affrontare i problemi di fronte a noi, anziché cercare di mascherarli con soluzioni superficiali. Il mondo immaginario di Sarah Teasley si anima quando da bambina è costretta all'isolamento a causa di un fisico fragile. Protetta dalla famiglia, Sara potrà uscire di casa ed entrare in contatto con l'esterno a 10 anni e solo a 14 può iniziare a frequentare la scuola, senza riuscire però a ottenere un diploma. Scrive poesie e inizia a pubblicarle. Nel 1918 sarà la prima donna a vincere il premio Pulitzer per la poesia con la sua raccolta Love Songs. Sara si sposa e si trasferisce a New York, dove vive inquieta un matrimonio fonte soprattutto di solitudine a causa delle lunghe assenze del marito, dal quale chiede il divorzio. A 48 anni, disillusa, si toglie la vita con un'overdose di barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima che di interessi. Quindi viva la creatività! Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia e darvi spunti per nuove idee anche domani con l'imperdibile Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina!